Allora, vorrei capire una cosa, Presidente. Non più tardi di un mese e mezzo fa, in quest'Aula io ho tenuto un discorso. Stavo parlando di una situazione. Qualcuno dei consiglieri non solo mi ha invitato ad andare in procura. Ho sentito le dichiarazioni del consigliere Sergo. Credo che tutto debba essere passato, alla Procura della Repubblica, perché ci sono delle affermazioni molto gravi. Grazie. Chiedo che venga passato tutto alla Procura della Repubblica. Sergo, io che stimo la tua precisione, stimo la tua determinazione, stimo addirittura la tua cocciutaggine ogni tanto, dico, prendi una letterina e scrivi al Procuratore della Repubblica. Vai dal Procuratore della Repubblica. Allora però dobbiamo capirci, decidiamoci, perché da una parte quando si vuole si chiede di andare in procura a parlare di certe cose, dall'altra quando può dar fastidio si dice di tenere tutto in quest'Aula. Credo che l'ultima cosa che debba fare un consigliere è quello di andare in procura, di andare a Corte dei Conti. Se non condividiamo quello che dice un collega, dobbiamo dirlo qui dentro e qui dentro scontrarci, perché questo è il nostro campo di gioco. Il nostro campo di gioco non è la procura. Allora, come detto, decidiamoci quando è il caso di andare in procura e quando non è il caso. E allora è inutile parlare che qualcuno vuole andare o vuole togliere la parola ai consiglieri, però poi ogni volta che si fanno alcune affermazioni si viene minacciati anche in quest'Aula di essere denunciati, querelati e quant'altro. Quello cos'è? Non è voler togliere la parola a qualcuno? Secondo me sì.